custodia dell'omicida di Giulia Cecchettin nella ricostruzione della tragica sera dell'uccisione. La ragazza ha lottato per 22 minuti con il suo carnefice, le prime coltellate già nel parcheggio davanti alla casa di Vigonovo. Per il giudice Turetta è pericoloso, potrebbe uccidere altre donne. Il 22enne in isolamento, trasmessa alle autorità tedesche la richiesta di estradizione in Italia. In 15.000 ieri sera in corteo a Padova contro la violenza sulle donne. Oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio, domani sera fiaccolata a Vicenza. A Saunare Vigonovo è stata esposta una gigantografia di Giulia Cecchettin. Nel comune del Padovano verranno celebrati i funerali che saranno presieduti dal vescovo di Padova, Cipolla. Minacce e telefonate anonime alla trattoria pizzeria di Torreglia appartenuta in passato alla famiglia di Filippo e i proprietari hanno presentato querela ai carabinieri. È bufera sul consigliere regionale Valdegambri dopo il suo attacco alla sorella di Giulia. Non mi dimetto, dice lui, Zaia replica. A chi mi chiede di cacciarlo ricordo che non lo posso fare, comunque si deve scusare. La celebrazione della Madonna della Salute a Venezia trasmessa in diretta da Antenna 3. Il patriarca ha ricordato Giulia Cecchettin, dobbiamo opporci, ha detto, ad una società che vede la donna come un oggetto. TG del Veneto, buonasera e ben ritrovati in diretta. Filippo Turetta è un soggetto pericoloso, potrebbe uccidere altre donne. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in cui emergono anche i dettagli raccapriccianti su quanto accaduto. Quella sera Giulia è stata aggredita in 2 momenti, per lei 22 minuti di agonia. Il servizio. Filippo Turetta deve stare in carcere per la sua pericolosità sociale, evincibile dall'inaudita gravità e manifesta disumanità che ha mostrato contro la giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale. Si legge anche questo nelle 5 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Venezia, che evidenzia anche come sussista il pericolo che il 22enne reiteri condotte violente verso altre donne. Per il giudice, inoltre, l'inaudita ferocia nei confronti di Giulia ne dimostra anche la totale incapacità di autocontrollo. Ma la misura della custodia cautelare in carcere è necessaria anche per il rischio di alterazione delle prove, dato che, si legge ancora, l'indagato ha abbandonato il cadavere in un luogo impervio per evitare che venisse ritrovato, rendendo più difficoltoso l'accertamento della dinamica del fatto. E visto che ha fuggito per giorni fino all'arresto in Germania, sussiste infine il pericolo di fuga. Dalle carte emerge poi una nitida volontà di uccidere, un'aggressione che è avvenuta in 2 fasi. I ragazzi avevano trascorso parte del pomeriggio al centro commerciale di Marghera cenando al McDonald's, dove tra l'altro era stata Giulia a pagare, come dimostrano i resoconti bancari. Poi si sono diretti a Vigonovo ed è stato lì, nel parcheggio a 50 metri dall'abitazione della ragazza, che è avvenuta la prima aggressione. Turetta l'ha colpita a calci mentre era a terra, tanto da farle gridare "mi fai male", come riportato da un residente che ha assistito alla scena e chiamato le forze dell'ordine. Sono le 23:18. È qui che sono state trovate tracce di sangue e un coltello da cucina di 21 centimetri senza manico, oltre che un'impronta di scarpe sporca probabilmente di sangue. Poi Giulia viene costretta a salire in auto, la bocca tappata dallo scotch, e si dirige nella zona industriale di Fossò. Dalle immagini delle telecamere qui si vede Giulia che, ferita ma non gravemente, riesce a fuggire. Turetta però la insegue scaraventandola a terra, facendola cadere all'altezza del marciapiede, dove sono state poi trovate le chiazze di sangue, capelli e un pezzo di scotch. Poi il silenzio. A quel punto il 22enne la muove, va a prendere l'auto e carica la ragazza probabilmente nel sedile posteriore, iniziando la sua fuga. Sono le 23:40. Per 22 minuti Giulia ha cercato di difendersi in ogni modo, ma la furia del suo assassino è stata più forte. Credo che il procuratore stia facendo il lavoro che deve fare, noi lo rispettiamo e non possiamo che restare nella condizione di attendere i primi accertamenti non ripetibili che saranno effettuati e poi con calma tutto quello che verrà. Ci sarà un tempo per tutto. Io direi di essere prudenti, tranquilli, aspettarli. Noi siamo qua per arrivare l'ho detto più volte anche in casa, ad avere una sentenza giusta per Giulia. Intanto è stata trasmessa in Germania la richiesta delle autorità italiane di consegnare Turetta al nostro paese, mentre lui resta in una cella di isolamento come modalità di detenzione consueta per i detenuti in custodia cautelare in Germania.
A Saonara e Vigonovo, esposta una gigantografia di Giulia. A Saonara invece saranno celebrati i funerali che saranno officiati dal vescovo di Padova, Cipolla. Il volto dolce di Giulia che guarda verso l'orizzonte, la spensieratezza dei suoi 20 anni mentre si dondola leggera, è l'immagine scelta dalla famiglia Cecchettin per la gigantografia che è stata affissa davanti al municipio di Vigonovo, il paese dove viveva la 22enne, e a Saonara sulla facciata della biblioteca pubblica. A Saonara, nella chiesa di San Martino, saranno celebrati i funerali di Giulia non appena verrà dato il nulla osta dopo l'autopsia. Una parrocchia, quella di San Martino, a cui la famiglia Cecchettin era molto legata, come spiega la sindaca Michela Lazzaro. Noi amiamo Giulia, l'amiamo, gli vogliamo bene alla sua famiglia. La conoscevamo perché Giulia è cresciuta qui a Saonara, ha frequentato le scuole, ha frequentato la parrocchia, era molto attiva come tutta la sua famiglia, conoscevamo molto bene la mamma Monica e quindi il desiderio appunto era quello di fare il funerale qui a Saonara. Noi siamo pronti ad accogliere questo ultimo saluto che tutta la comunità, non solo saonarese immagino, perché credo che sarà un funerale molto partecipato, siamo pronti ad accogliere Giulia qui e darle l'ultimo saluto. A presiedere la cerimonia funebre il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, insieme a Don Francesco Monetti, parroco di Saonara. Giulia poi riposerà nel cimitero del paese accanto a mamma Monica, scomparsa un anno fa, a cui era molto legata, come si vede nella foto che le ritrae quando Giulia era bambina. La gigantografia di Giulia verrà esposta fino a fine mese, ha detto il sindaco di Vigonovo Luca Martello. Da parte dei sindaci di questi comuni è forte la volontà di portare avanti azioni concrete di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non solo in occasione del 25 novembre. Noi per esempio già qui a Saonara venerdì avevamo in mente di organizzare una serata dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne. Ma ne faremo ancora di più perché comunque bisogna dare un segnale forte che, come ho visto, sta partendo già dalle istituzioni, abbiamo visto, ma che spero scuota anche le coscienze anche di noi genitori, di noi adulti, e dobbiamo un po' aprire gli occhi nei confronti dei nostri figli. Il monito arriva soprattutto da quello sguardo dolce di Giulia, che in quella gigantografia sembra guardare al suo futuro, un futuro che le è stato negato e tolto in modo barbaro. 15.000 persone, un'imponente manifestazione. Ieri sera il Portello ha invaso le strade di Padova fino a Piazza delle Erbe. L'hanno seguita per noi Federico Fusetti e Federico Cibotto. Bravo! Il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Non una di meno. Insieme siamo partite, insieme torneremo. Sabato staremo a Roma con la manifestazione nazionale e oggi siamo qui a Padova per Giulia, ma anche per le vittime di transfobia e per tutti mille motivi, perché il patriarcato è ovunque, ci stanno uccidendo, ci uccidono ogni giorno e noi siamo stufe di dover vivere con la paura. Di tutti quei corpi che più non hanno voce. Fortunatamente vedo che non ci sono solo donne qui, perché abbiamo anche tanto bisogno di una rappresentazione anche dell'uomo che sta con la donna, ecco. Di sicuro da sola non potremo mai farcela. Più arrabbiate, amareggiate. Arrabbiate, sempre più arrabbiate e sempre più amareggiate. È un grido alla società, appunto, perché non possiamo più tollerare questo patriarcato. Lei è studentessa a Padova? Sì. Cosa frequenta? Chimica. Continuate a ripetere negli slogan che siete incazzate? Sì. Sì, appunto, non ne possiamo più, sono anni e anni. Il nostro corpo non si tocca, lo difenderemo con la lotta. L'assassino non è malato, è figlio sano del patriarcato. Ho
sentito che siamo sulle 15.000 persone e quindi sono soddisfatta. E gli slogan spesso erano siamo incazzate. Sì, molto, lo siamo. Perché? Molto. Perché non è giusto, basta. Sorella, 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 io ti credo. Sorella, 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 io ti credo. Poi c'è il minuto di silenzio alle 11 di questa mattina in tutte le scuole italiane per Giulia Cecchettin. Mancano pochi istanti alle 11, un momento in cui tutte le scuole italiane si riuniranno in un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza. E noi siamo qui a Bassano del Grappa, al liceo Brocchi. Venite. Sono loro, saranno sempre loro. Lotta per le loro ali, visto che le mie le hanno tagliate. Lotta perché siano libere e possano volare più in alto di me. Combatti perché possano urlare più forte di me. Perché possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho fatto io. Mammina, non piangere sulle mie ceneri. Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Lasciamo i ragazzi della seconda al loro minuto di silenzio. Io mi avvicino al vicepreside Riccardo Poletto. Buongiorno. Buongiorno. Anche voi avete deciso di aderire a questo minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza? Sì, abbiamo accolto l'appello del Ministro che ha chiesto a tutte le scuole italiane di osservare oggi alle 11 un minuto di silenzio. La preside ha inviato a tutte le classi, a tutti i ragazzi, ai genitori e al personale una circolare con una poesia molto bella che ricorda molte delle donne, ragazze che sono state vittime di femminicidio e di violenza. Per cui abbiamo approfittato di questo minuto di silenzio per riprendere il discorso con i ragazzi e proseguire quell'opera di informazione, sensibilizzazione, di riflessione che facciamo da molto tempo e che porteremo avanti anche in modo particolare sabato, che sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Stefano Valdegamberi contro la sorella di Giulia e alcune sue dichiarazioni, il PD invoca nuovamente le sue dimissioni. Lui insiste: non ho nulla di cui scusarmi, ma Zaia risponde nel gruppo misto a chi mi chiede di cacciarlo. Preciso che non ne ho alcuna competenza. Dimettermi è perché, francamente, non saprei cosa ritrattare. Ho espresso le mie opinioni senza offendere nessuno. Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi sul sito Affari Italiani rincara la dose dopo la bufera scoppiata ieri per le sue affermazioni contro Elena Cecchettin e da Valdegamberi, eletto nella lista Zaia, poi passato al gruppo misto, si dissocia il presidente della regione, invitandolo a chiedere scusa. E il consigliere Valdegamberi risponde a se stesso e voglio anche ricordare, perché è giusto ricordare ai cittadini, molti ragazzi mi scrivono lo devi cacciare o altre robe del genere. Voglio ricordare che il Consiglio regionale sono consiglieri democraticamente eletti e stanno lì, se non escono dal Consiglio per scelta, stanno lì. Ma intanto la polemica politica si infiamma. Troppo comodo per Zaia prendere le distanze dalle dichiarazioni ignobili di Valdegamberi contro Elena Cecchettin, sostenendo che questo consigliere non rappresenta nessuno, ribatte la capogruppo del PD Vanessa Camani, ricordando che Valdegamberi appartiene alla maggioranza che lo sostiene e certe ambiguità di fronte ad un fatto così grave, conclude Camani, non sono consentite. Ma Zaia non arretra. Dovrebbe dimetterci. Ma guardi, io penso che abbia fatto delle dichiarazioni gravissime. Prima di tutto dico dovrebbe scusarsi. Dopodiché sul tema di missioni o altro, questo rientra nella sfera personale delle decisioni personali. Una vicenda che pone ancora una volta Zaia su posizioni opposte e polemiche rispetto a quelle di Valdegamberi, come sul tema del fine vita. La mia posizione è differente da molti di quelli della politica che fanno lezione, ma c'è un piccolo particolare. Io sono a bordo campo e ricevo le richieste di malati terminali che in base a una sentenza della Corte Costituzionale chiedono di poter aver somministrato il farmaco. Chi parla sta semplicemente in tribuna a guardare la partita al caldino. E poi ci sono le minacce, le telefonate anonime alla trattoria e pizzeria di Torreglia, appartenuta in passato alla famiglia Tureta. I proprietari hanno presentato la querela ai carabinieri. Abbiamo presentato una querela appunto per la tutela
per la verifica di tutti i fatti che fossero penalmente rilevanti, e sicuramente ce ne sono, tutte le minacce ricevute telefonicamente, tutte le ingiurie ricevute sui social, sulle recensioni in internet. La zona è isolata, la gente in questo momento ha sete di giustizia che invece dovrebbe lasciare, diciamo, alla magistratura e non certo cercare della giustizia in autonomia, e di fatto poi orientando questa sete di giustizia nei confronti di qualcuno che proprio nulla c'entra. Ha paura Federico Fesio, che con il fratello e i genitori dal 2011 gestisce la pizzeria e trattoria Cicogna di Torreglia, acquistata dalla precedente titolare, il nonno di Filippo Turetta. Ai carabinieri Federico Fesio ha consegnato materiale che potrebbe presto far stringere il cerchio attorno ad alcune persone, così come è scattata la denuncia per l'uomo che è partito da Conegliano presentandosi di persona nel locale. Un accanimento e una cattiveria difficili da raccontare, difficili da subire per chi, come Federico Fesio e la sua famiglia, non c'entrano nulla e ringraziano i carabinieri che hanno assicurato un maggiore controllo del loro locale. Accanto a lui si è schierata l'associazione di categoria con molti colleghi che non hanno mancato in queste ore di far sentire la loro solidarietà. È importante tutelare questa famiglia e questa attività perché proprio per testimoniare come le fake news facciano dei danni, e non solo danni, ma provochino anche un malessere, un odio, fanno uscire proprio il peggio delle persone. Un'attività quarantennale, quella della famiglia Fesio nel settore della ristorazione. Se molti li hanno minacciati, molti anche si sono stretti a loro. Mi hanno chiamato, messaggi sia sui social che sul telefono normale. Sì, molta solidarietà da persone anche che non conosco, perciò molte di più di quelle che ho avuto contro, ecco. Fughiamo anche un altro dubbio: lei non vuole farsi pubblicità? No, non è certo il mio caso, essendo, ripeto, da 40 anni su questo settore. Poi su una vicenda così brutta di sicuro non cerco pubblicità, e se non fossero certo determinati episodi io non sarei nemmeno qua adesso. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG del Veneto, ben ritrovati. La celebrazione della Madonna della Salute seguita in diretta da Antena 3 a partire dalle 9:45 questa mattina. Il Patriarca Moraglia ha voluto oggi, durante questa importante e sentita celebrazione per i veneziani, ricordare proprio Giulia Cecchettin. Il dramma dell'assassinio di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta è risuonato forte anche nelle parole del patriarca Monsignor Francesco Moraglia durante la festa della Madonna della Salute in Basilica. Il patriarca ha ricordato durante la messa di aver ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza da tutta l'Italia, stamattina anche dalla Calabria, e riproposto invece l'esempio di Maria, a conferma di come la figura femminile debba essere un cardine della nostra società e del dono della vita. Di Giulia il patriarca ha parlato ieri sera a cuore aperto anche ai giovani. Viviamo un periodo difficile, le guerre ci preoccupano, quelle maiuscole perché sono più vicino a noi e forse anche focolai potenzialmente più di guerre internazionali, ma ci sono tante guerre che non conosciamo. Poi queste situazioni che viviamo anche come società italiana, in cui le donne vengono trattate come oggetti, ecco, e questo è un problema per noi tutti, perché vuol dire che non siamo ancora una società in cui il rispetto e l'amore e la verità riescono a stare insieme. Ieri il patriarca ha parlato ai giovani. Sì, erano più di 1000 giovani. È stata occasione per una riflessione sulle domande che Gesù pone, partendo proprio dal Vangelo di Giovanni, ma anche è stata occasione per poter parlare a loro a cuore aperto di questa vicenda così triste che ha segnato non solo i nostri territori, ma tutta l'Italia. Noi ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo.
Perturbazione ancora in azione al centro-sud, giornata asciutta e stabile invece sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 22 novembre. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà infatti soleggiato su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. I venti saranno tesi da nord-est, le temperature in lieve e generale calo, minime tra 1 e 8 gradi, massime invece comprese tra 11 e 14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, cielo in prevalenza limpido e sgombro da nubi. Soffierà bora moderata sulla costa, sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, come vediamo, con delle nubi alte in transito. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.